Siamo in diretta da Pavia con Mister Salterio, tecnico del Pavia. Dunque, lei settimana scorsa ha detto che voi siete il massimo avversario di voi stesse. Secondo me oggi il Pavia ha iniziato bene, però probabilmente nel secondo tempo ha fatto fatica a reagire con quella convinzione che aveva mostrato all'inizio, dopo aver subito la doppietta di Bettalli nel giro di pochi minuti. Ma no, non sono completamente d'accordo su questa cosa, nel senso che a me la squadra è piaciuta tanto, nel primo tempo, d'accordo con lei, siamo partiti molto bene, abbiamo giocato con convinzione, nel secondo tempo abbiamo giocato nella metacampo del Genoa, sono scesi, hanno avuto qualche calcio d'angolo, ma hanno avuto veramente poco. Poi è chiaro che per noi non è facile andare a mettere in difficoltà il Genoa, però il fatto che abbiamo giocato il secondo tempo, abbiamo pressato, siamo stati nel loro metacampo, questo è veramente un bel segnale. C'è anche da dire che la sua squadra non è molto fortunata con gli episodi, al di là delle giornate precedenti, anche oggi il gol dell'1-1, una deviazione decisiva di Asamoah. Sì, quando poi non si riesce a fare risultato, spesso gli episodi non vanno dalla parte giusta, pazienza, queste cose poi gireranno, nel calcio è così. Però, ripeto, io oggi ho visto un passo avanti importante, ho visto ragazze che hanno messo la testa in campo, presenza, voglia di far bene. Poi, vabbè, purtroppo sono venuti fuori quegli episodi che ci hanno condannato, anche perché comunque non dimentichiamo che abbiamo giocato contro una squadra veramente forte, anche questo ovviamente è da considerare. Oggi abbiamo visto la sua squadra schierata con un 4-3-1-2 in controtendenza rispetto al 4-4-2 in cui è schierata solitamente. Anche alla luce di quello che ci ha detto, può essere una soluzione per il proseguo del campionato questo modulo? Ma a dire il vero abbiamo iniziato col 4-3-1-2, poi siamo ripassati al 4-4-2, ma spesso durante la partita cambiamo e usiamo anche altri moduli, non solo questi due, quindi diciamo che siamo abbastanza fluidi da questo punto di vista. Noi le facciamo gli auguri di ritrovare presto i punti, grazie mille mister. Grazie a voi. Siamo in diretta allo Stadio Fortunati di Pavia con Antonio Filippini, mister del Genoa. Allora mister, sesta vittoria consecutiva, una reazione immediata al vantaggio del Pavia, poi la partita è chiusa nel primo tempo. Sì, diciamo che anche sullo 0-0 avevamo, secondo me, il dominio della partita e capitano anche quelle situazioni dove pure facendo qualcosa puoi passare in svantaggio. Le ragazze sono state brave subito a reagire e a fare 3 gol nel primo tempo e poi nel secondo abbiamo più gestito la partita che infieriti, insomma, e sotto questo punto dobbiamo migliorare perché dobbiamo chiudere meglio le partite. Un dato secondo me interessante, solo 2 gol subiti nelle ultime 6, oggi ha anche giocato Parolo al centro della difesa rispetto a Gils. Come valuta la fase difensiva della sua squadra? Ma per me la fase difensiva la fa tutta la squadra, non solo la linea difensiva, per cui noi quando proponiamo gioco e manovriamo, il primo aspetto fondamentale è quello della riaggressione immediata, lo facciamo bene e per cui subiamo pochi gol sotto questo punto di vista perché facciamo bene questa riaggressione. Siamo in diretta da Pavia con Caterina Bargi, attaccante del Genoa. Allora, il Pavia era passato in vantaggio, serviva una reazione immediata, 3 minuti e subito il tuo gol. Sì, abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita, dettata tanto dalla reazione che abbiamo avuto al gol del vantaggio del Pavia. Quindi sicuramente la nota più positiva nostra è stata la reazione, perché comunque non è una cosa banale e scontata e che ci ha permesso di fare il pareggio e poi di conseguenza il secondo e il terzo gol e chiudere il primo tempo con un largo vantaggio. Quindi la squadra sicuramente ha reagito nel modo giusto ed è stato veramente importante, ecco. 5 reti tu, 3 Massa, 2 Ferrato. Ci racconti un po' l'intesa da questo tridente? Sì, diciamo che tutti i gol che sono venuti sono stati dovuti al collettivo, cioè sia di reparto ma anche a livello di centrocampo, di costruzione, quindi siamo contenti perché stiamo lavorando nel modo giusto e il gol di ciascuno di noi è il gol di squadra, quindi dobbiamo continuare su questa linea e portare più gol possibili per portare più punti possibili alla nostra squadra e alla nostra società.